Una buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde, bentrovato anche al Sindaco di Padova Sergio Giordani, ospite nei nostri studi. Buonasera Sindaco, senta, sono settimane, giorni di grande impegno per voi, come lo sono sempre per la verità, però insomma tra lavori, cantieri, novità non vi fate proprio mancare nulla. Abbiamo tantissime cose da fare. Noi siamo stati bravi come città e come funzionari, perché siamo riusciti sia a luglio scorso a provare quasi tutti i progetti. Abbiamo riportato a casa come risorse 648 milioni e sta arrivando ancora qualche soldino perché siamo affidabili, per cui i ministeri hanno visto cosa siamo capaci di fare e volentieri si appoggiano a noi. Noi cerchiamo di essere collaborativi al massimo, non faccio questioni di governo, per me è importante, come sapete, la città, tutto il resto delle cose lasciano il tempo che trovano. Addirittura, spesso e volentieri, essendo affidabili, vedono che facciamo le cose, ti danno risorse in più che magari qualche comune non ha utilizzato. Faccio un ultimo esempio, quando ci hanno dato la possibilità di fare aggiungere un mezzo a SL1, che è quello che parte da Ponte Guardarze e arriva in centro, aumentiamo la capacità del mezzo, perché attualmente è strapieno, per cui anche sotto l'aspetto comfort, ma in più porteremo più persone, perché è molto utilizzato, per cui ci hanno dato risorse che altri comuni non hanno utilizzato, per cui siamo affidabili, cosa che sono molto contento. Sarà veramente impegnativo, perché ricordo che tutto deve essere fatto entro marzo, entro il 2026, dipende marzo o dipende che opera, ma comunque entro il 2026. E vuol dire che noi abbiamo 650 milioni da spendere, ma vuol dire che anche l'università ha delle risorse da spendere, la regione ha risorse da spendere, la provincia da mettere a posto le scuole, entra anche loro entro il 2026, 30 milioni. L'università mi sembra deve mettere a posto tante cose, ma sono felice di questo, nel senso, una città frizzante in movimento, che con un po' di disagi, Sindaco. Qualche disagio, però nel 2026 noi saremo una città diversa sotto l'aspetto viabilità, mobilità, inquinamento, cambia le prospettive, poi c'è una nuova questura. Veramente sono tante quelle cose, un po' di pazienza, però avremo una città importante. L'alta velocità, la stazione nuova, no? Nel 2026 sarà 6-7 anni, per cui veramente Padova cambierà. Sono tutti progetti di cui insomma voi che ci seguite lo sapete, noi periodicamente vi aggiorniamo nel corso di queste trasmissioni. E questa puntata, Sindaco, la cominciamo parlando di viabilità, perché una sollecitazione, per dire così, è arrivata dalla consigliera di opposizione Eleonora Mosco, che si è concentrata soprattutto sul tema dei T-Red. Però facciamo così, le faccio vedere il servizio e poi lo commentiamo insieme. Andiamo a vedere. 5 secondi prima che scatti il semaforo rosso sono troppo pochi. A Padova a denunciare la situazione è la consigliera comunale di opposizione Eleonora Mosco, che si concentra in particolar modo sui T-Red attivi in città. Sono una decina quelli installati lungo le strade padovane, ma la loro presenza non è affatto secondaria. Basti pensare che rilevano ogni anno circa 8.000 infrazioni. Il malcontento soprattutto è degli automobilisti, che più volte hanno segnalato che la durata della luce gialla al semaforo, dai 4 ai 5 secondi, non darebbe il tempo a chi sta per transitare né di farlo né tantomeno di frenare. Non solo però, il T-Red pizzica anche coloro che non si fermano prima della linea di arresto. Infrazione questa che in molti leggono solo come un mero strumento per far cassa, più che un deterrente agli incidenti. A farsi portavoce del malcontento è allora la consigliera Mosco. Ma qual è la richiesta al Comune? Quella di installare accanto ai semafori con i T-Red un contasecondi. Questo strumento consentirebbe a tutti gli autisti di poter vedere il tempo che hanno a disposizione nel passaggio che c'è dal giallo al rosso. E ancora, proponiamo di aumentare il numero di secondi del giallo da 4 a 10 secondi. Tutto questo consentirebbe di avere meno multe per gli autisti e meno incidenti sulla strada. Sindaco, sono sollecitazioni che magari potete verificare, vi sentite insomma in caso di poter attuare, se sarà possibile? Facciamo un po' di chiarezza. Il T-Red è importantissimo, perché sono quasi sempre su incroci ciechi, per cui è pericolosissimo passare con rosso, per vuol dire incidenti mortali. Non so se sia disciplinato le cose da Stato, non so se si può fare da 4 a 10, non ho minima idea, però viene ogni multa
col T-Red viene verificata prima digitalmente proprio dalla polizia locale, per cui non è che spesso si sente io sono appena passato con lui, non è vero, vengono verificate uno a uno. Mettere contasecondi, non so quella cosa, non so se si può, sicuramente sì, qual è l'investimento, può essere, però non so se può passare da 4 a 10, non ho la mia idea, penso siano regolamenti fatti non tanto polizia locale, ma si adeguano. Mi informerò, non vedo problemi. Ecco, però certo che la pericolosità di passare con rosso su questi incroci è pericolosissimo. Infatti so che un po' tutti i comuni, lo fate anche voi, cercano di investire sempre molto sulla sicurezza stradale. E non per fare cassa. C'è però un po' questa polemica, magari spieghiamo un po', Sindaco, perché insomma 7-8 mila infrazioni all'anno solo nei semafori del T-Red, in cui sono installati i T-Red, sono cifre, sono numeri molto alti. Per questo qualcuno ogni tanto si chiede se effettivamente non sia il comune, un po' i comuni, perché qua stiamo parlando di Padova, ma vale un po' per tutti, non so il numero, approfittino. se sono 7-8 mila non mi ho idea. Io so che ogni volta che facciamo qualche operazione, tipo abbiamo messo 3 rilevatori per quanto riguarda Alto Santa Giustina, passare a sinistra e via Gozzi e via dicendo, facciamo prima una campagna informativa che dura moltissimo tempo. Abbiamo fatto manifesti, abbiamo portato nelle case volantini, abbiamo veramente investito perché non vogliamo far cassa, vogliamo che siano attenti. Per cui un mese prima abbiamo messo la polizia locale per informare, più di così non si può fare. Uno è distratto, non si accorge, prendo anch'io multe, cioè le prendiamo tutti, si pagano tranquillamente, non c'è niente da fare. La sicurezza è prima di ogni cosa, per cui non è la logica di fare cassa, anche perché sono disciplinate e queste risorse che vengono dalle multe vanno investite per legge in sicurezza stradale, è disciplinato anche il comune prende i soldi se le giusto. Ma tutti vengono usati per la sicurezza, per investire sulla sicurezza stradale, o un po' il comune anche su sicurezza stradale, sulla segnaletica, sono diversi capitoli, non mi ricordo, però non è che il comune fa cassa. Mi piace dire che fa cassa, però. Si potrebbe aumentare, Sindaco, la sicurezza stradale anche estendendo le zone della città con il limite dei 30 km all'ora? E soprattutto le chiedo, c'è un piano a Padova, come è emerso negli ultimi giorni, per portare la città a 30 all'ora? Non c'è nessun piano, non esiste. Adesso è un periodo molto particolare in cui cerchiamo tutti visibilità. Allora, non c'è nessun piano. Bologna l'ha fatto, non c'è niente con Padova. Qualche giornale ha riportato, ma non esiste nessun piano. L'unica cosa che stiamo facendo, man mano che un quartiere, dei cittadini chiedono davanti a una scuola, di fronte a una chiesa, una palestra, dice che corrono troppo forte, mettiamo in 30 all'ora, cerchiamo di mettere qualche dissuasore di velocità. Ma non esiste nessun piano, assolutamente. Ascoltiamo i cittadini, verifichiamo con i tecnici, con la polizia locale, se è il caso di farlo. Ma non c'è nessun piano da 30 all'ora, non esiste. Se qualche quotidiano ha riportato cose che non esistono, vi garantisco. Ecco, comunque ci sono diversi quartieri della città che già hanno questo limite dai 30 all'ora. Se non sbaglio, vado a memoria, perché in quel periodo lì ero cittadino, se non sbaglio, durante l'amministrazione del destro, Menorello, aveva già fatto tutto il centro storico a 30 all'ora, non delle sciocchezze, però mi sembra che sia così, 30 all'ora mi sembra giusto, sotto l'aspetto centro storico. È chiaro che meno incidenti, meno velocità, meno incidenti mortali, questo qui è una somma totale. Per cui da qui però, Sindaco, lei dice a portare tutta la città ai 30 km all'ora è improponibile. Dove serve con buon senso si fa, però se abbassiamo la velocità, spesso e volentieri con le macchine moderne, ma passiamo in centro, non ci rendiamo conto che anziché andare a 30 andiamo a 45, perché è cambiata la qualità delle vetture. Però se andiamo piano, specialmente in centro, che abbiamo tanti ciclisti che magari spesso e volentieri non sono molto disciplinati, penso che alla fine, al di là chi ha ragione, è importante non fare guai sotto l'aspetto delle persone. Abbiamo mobilità dolce, abbiamo monopattini, abbiamo tante cose. D'altronde abbiamo 71.000 universitari, 40.000 ragazzi che fanno medie superiori. Pensate che se sono messo biciclette, monopattini, sarebbe veramente disastroso sotto l'aspetto della viabilità. Per cui pazienza reciproca, rispetto reciproco e cerchiamo di fare tutti quanti avere buon senso per evitare guai.
Padova è una città, sindaco, mediamente grande, quindi comunque controllarla, monitorarla quotidianamente non è facile. Spesso gli agenti della polizia locale denunciano carenze di organico, insomma difficoltà nel poter, non dico garantire i servizi minimi, però insomma poco di più. Voi potete incidere su questo? Avete possibilità di fare altre assunzioni? Come funziona? No, per quanto riguarda le assunzioni pubbliche noi siamo limitati assolutamente dalla legge. Possiamo assumere quando uno va in pensione, punto. Questo tutta l'amministrazione pubblica, se un funzionario, se è polizia locale, possiamo assumere quello qui. Noi abbiamo 273 agenti, si comportano bene, sono bravi, sono appassionati al loro lavoro, si hanno da fare. Interagiamo in continuazione con la Polizia di Stato, con i Carabinieri, con Guardia di Finanza, c'è un buon clima di collaborazione totale, per cui ai nostri va assommato tutto il resto delle forze. Per cui io passo, vedo in continuazione polizia locale, macchine fiammeggiare, vedo che carabinieri, vedo veramente una città controllata, per cui anche la sicurezza, dopo per carità, non è mai troppa. Non è mai certo. troppa, ma i vari comandanti dicono è un'isola felice questa, onestamente, ognuno può dire quello che pensa, ma obiettivamente è un'isola felice. Esistono anche dei problemi, non sto dicendo io, quando anche quest'estate c'era il problema dei migranti, e c'è ancora, ma quest'estate è molto sentito per i migranti. Io mi sono offerto, dopo insistenza da parte del prefetto, di trovare una soluzione. A suo tempo hanno trovato le scuole, le palestre delle scuole. Certo. Perché se uno non offre delle situazioni anche sotto l'aspetto umano di accoglienza, poi ne genera un problema sotto l'aspetto della microcriminalità. Se io non do ospitalità, non do un lavoro, non do una casa, si dicono prima la casa italiana, d'accordo, ma parlo in generale, bisogna trovare un modo di dare una mano a queste persone, altrimenti ne esce microcriminalità, devono in qualche maniera mangiare. Noi siamo su uno sforzo incredibile sotto l'aspetto accoglienza invernale. L'assessore Colonnello veramente si stanno da fare in continuazione. Penso che abbiamo accolto come quest'anno mai state così accolti nel senso numerico. Abbiamo dei limiti che imposti dal bilancio. Poi ci sono anche altri problemi, sindaco, però magari noi adesso non ci entriamo perché avremo modo di parlarne, però molto spesso, insomma, ne abbiamo parlato anche con lei, per esempio uno è quello legato allo spaccio, insomma sono fenomeni di criminalità e degrado che coinvolgono anche la città di Padova e che insomma poi aumentano un po' la percezione di insicurezza nei cittadini, sindaco. Percezione è il termine corretto, perché garantisco che è vero, c'è spaccio, non so mica, non so, sarei un cretino a dire che non c'è. Ogni volta che facciamo qualche iniziativa, tipo il Giardino Elena, li spostiamo perché prendiamo l'iniziativa, è chiaro che si sposta da un'altra parte. Però ricordo solo una cosa, se sono i spacciatori vuol dire che sono i consumatori. Certo. Consumatori, se ci fossi consumatori non sarebbe anche su questo però bisogna incidere allora. Per cui abbiamo consumatori, bisogna intervenire specialmente sui giovani, per cui con l'ULSS, con i servizi sociali, facciamo corsi, andiamo nelle scuole a cercare di far capire la pericolosità dell'argomento, per cui noi stiamo investendo tantissimo, specialmente nell'aspetto sociale nostro, come comune sta inventando tantissimo in collaborazione con le scuole. Facciamo veramente, perché è una cosa pericolosa, sono sempre più giovani che, però d'altronde ragazzi, se anche le famiglie intervengono su questo. Certo, sì, i comuni insomma possono fare quello che riescono. Ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo con la seconda parte del Sindaco risponde, rimanete con noi.